Buonasera ragazzi, buonasera dal Brasile, buonanotte lì in Italia probabilmente, e niente, stasera sto con Michael Jackson. Au! Vedo che ho fatto anche, combinato anche con i colori dell'armadio dietro, bene così, quando esco mi porta una porta appresso, magari appare i colori, capito? E niente, vabbè, penso che è meglio toglierlo già, insomma. E niente ragazzi, amichevole di Genova dell'Italia termina 1-1 contro la Ucraina, come si vuol chiamare. Gol di Bernardeschi al 55esimo e pareggio di Malinovski al 68esimo. E niente ragazzi, anche questa amichevole è andata così. Una vincessimo una. Niente ragazzi, che vi devo dire? Questa è l'Italia, questi sono i giovani. Diciamo che Roberto Mancini sta iniziando a... No, Roberto Mancini, la squadra sta iniziando a macinare un po' più gioco, soprattutto in attacco. Abbiamo creato belle occasioni. Fino al gol fino al gol del pareggio, io penso che l'Italia stava giocando bene. Possesso palla, attaccava, magari qualche errore sotto porta, qualche ultimo passaggio, un po' così, ma poi comunque qualcosa di buono rispetto nelle altre prestazioni si è vista. Vabbè, comunque, questa è l'Italia. Alberto Mancini sta lavorando. Diciamo che se vogliamo usare un termine scolastico, gli sta insegnando a camminare. Per questi ragazzi che comunque sono giovani, sono piccoli campioni. Qualcuno dirà, vabbè, ma è esagerato. Campioni, sono piccolissimi campioni che stanno crescendo. Forse non sfonderanno, forse sfonderanno solo nel campionato italiano, forse sfonderanno solo nel campionato straniero dove giocano, tipo Verratti, tipo Giorgini, ma ci abbiamo, materiale c'è, diciamo, materiale c'è. Boh. Compito di Roberto Mancini e anche di noi tifosi, noi italiani, che dobbiamo avere pazienza, dobbiamo comunque cercare di anche capire, sono tutti giovani, non giocano mai insieme, sono giovani che hanno iniziato anche la loro esperienza in nazionale anche da poco, insomma, la maggior parte di loro ha debuttato proprio con Mancini, quindi no, la maggior parte no, però comunque parecchi. E niente ragazzi, dicevo, il gol di Bernardeschi, bel gol, tiro fortissimo, che il portiere comunque ha le sue colpe, quindi papera del portiere che praticamente era troppo forte, non l'ha riuscito a trattenere, e ha fatto la papera e l'ha fatta rotolare in porta e quindi ci ha dato sto regalo, ci ha fatto. Diciamo che l'Italia sta avendo difficoltà nel segnare, manca proprio qualcuno che la butti dentro, però io credo che comunque qualcosina in più si è vista stasera, anche proprio con l'entrata di Immobile, l'ingresso di Immobile più che altro, l'entrata Faghellini, ma poi Bonucci, ma dico, ma su Bonucci, ma chi è? Cioè, non perché è Juventino, per carità, giocano nell'Italia, sono tutti la stessa maglia, ma Bonucci a me non è che mi dice tanto, Cioè lui gioca con dei campioni, perciò sta sempre là al top, diciamo, gioca insieme a dei campioni. Diciamo la verità, quando ha giocato nel Milan con dei giovani già si è visto proprio, anzi, ha fatto la sua peggior stagione. Poi è tornata alla Juventus, è stato di nuovo ad alti livelli, ma perché? Perché te ne... ma non è... a parte che lo gol che fa, un coppia calcio d'angolo, che viene a rete, boh, solo quello. Cioè, ma alla fine non è... qualche lancio lungo, ma sempre parlando della Juve, ma in nazionale non, cioè, non mi dice ni tanto. Vabbè, comunque Pellegrini pure, Pellegrini, insomma, vabbè. Il resto, vabbè, sono giochi devono crescere, ragazzi, un po' di pazienza. E prossimo gioco contro la Polonia nella Liga delle Nazioni.
e poi vabbè ci sarà poi il Portogallo, ma ci sarà anche un amichevole a novembre contro gli Stati Uniti e là poi chissà. Ragazzi, è un po' di fiducia. Non dico vinceremo questa coppa, non dico vinceremo la prossima Coppa del Mondo, ma comunque qualche soddisfazione ce la togliamo. Ce la toglieremo più che altro. Perché mo non ce la stiamo luando. Ma anche con l'amichevole riusciamo a vincere, quindi. Eh. Vabbè, volevo chiudere questo video facendo un brindisi con un bicchierino di limoncello. Questo è limoncello, ragazzi. Non è che a Songo Brasile bevo la caciassa e faccio caciassa e luna piena, no? Quello è Giussi Ferreri. Io, limoncello di Sorrento, qua. Devo fare un brindisi ai nostri piccoli giovani campioni, sperando che cresceranno e che diciamo riusciranno ad esprimersi al top, perché sono bravi. Manca ancora un po' di tempo, qualche esperienza e cose giovani, ma fiducia, ragazzi, fiducia. Siamo italiani, è inutile che tifammo l'Inter, tifammo Milan, Roma, Lazio, Napoli, Juventus. Siamo tutti italiani, tifiamo l'Italia, va bene? Un brindisi anche a questi tifosetti che non tifano Italia, a me mi fanno un po'. Io sono con Brasile, allora mi doveva buttare dalla parte dei più forti. Tifo Brasile, no, l'Italia, tifo l'Italia, pure se non ci me ne manca l'amichevole contro l'Ucraina, non fa niente. Ciao, iscrivetevi al canale, cliccate mi piace se vi è piaciuto questo video. Ci vediamo alla prossima. Buonanotte a tutti. Ciao.